Io ho visto che sto trasmettendo in contemporanea su tutti i canali Facebook, YouTube e Instagram, quindi spero che vada tutto bene, spero di riuscire a vedere i commenti. Aspettate che mi chiudo le finestre così non rischio che l'audio vada in loop. Eccoci, fatemi sapere che siete qui e così poi possiamo iniziare. Io nel frattempo, anche se riesco comunque a vedere i commenti, mi carico anche la pagina su Facebook così vedo cosa sta andando in onda. Eccoci qua, perfetto, sono in onda e insomma. Aspetto i vostri feedback comunque dell'inizio vero e proprio, datemi ancora un secondo che così mi carico anche la pagina su YouTube. Giusto un attimo. E niente, un secondino ancora che è un po' lentino qua. E nel frattempo io aspetto i vostri commenti. Per favore ditemi se si sente bene. Instagram sentite bene? Ok, ci siamo anche su YouTube. Perfetto. Perfetto ragazzi, non vedo commenti da Facebook. Ah, eccoli qua. Ok, perfetto ragazzi. Allora insomma iniziamo, poi speriamo che si aggiunga anche qualcun altro. Allora, il periodo non è dei migliori per promuovere viaggi, ancora non sappiamo cosa succederà, cosa non succederà, però diciamo che essendo già ad aprile ho pensato che comunque se vogliamo fare qualche cosa quest'estate fosse insomma intelligente iniziare a mettere dei programmi già da adesso e a comunicare quali sono le mie intenzioni, ecco, quindi appunto per i viaggi dell'estate. Come sapete, in origine sarei voluta partire già ad aprile, maggio, ma sappiamo tutti che ovviamente non si può. E quindi, insomma, riflettendo, ho deciso di partire a fine giugno. In realtà vi do subito un aggiornamento che questa data di fine giugno che ho messo in realtà è un pochino in forse, più che altro per problemi miei lavorativi, di altre cose che si vanno ad accavallare, però diciamo che se va tutto bene, ecco, io vorrei fare per i mesi di giugno, luglio e agosto, tre turni, diciamo, con la stessa proposta, che è il viaggio nell'anima nascosta della Sardegna. Non so quanti di voi hanno già sentito parlare di questo viaggio o hanno visto magari le foto di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Le date sarebbero dal 27 giugno al 3 luglio, dall'11 luglio al 17 luglio e dal 1 agosto al 7 agosto. Queste sono le date che ho fissato per ora, almeno per riuscire a mettere dei punti fermi in modo che chi vuole venire può già pensare di iniziare a organizzarsi. Come potete vedere dalle date che trovate anche nella descrizione del video, come potete vedere il viaggio dura una settimana, quindi la prima particolarità di questo viaggio è proprio questa durata abbastanza lunga, non lunghissima, però diciamo una lunghezza giusta per entrare proprio nella dimensione del viaggio, quindi non è una toccata e fuga o un tour di quelli brevi di 3-4 giorni che sono bellissimi lo stesso, ma è una cosa diversa. È proprio una full immersion di una settimana intera. L'anno scorso l'ho proposto per la prima volta questo viaggio con la versione di 6 giorni. E dopo questa esperienza, che comunque è andata molto molto bene, ho pensato di aggiungere un giorno in più.
Ho pensato di aggiungere un giorno in più perché comunque una delle idee di questo viaggio è di tenere un ritmo un pochino più lento. Come sapete, se insomma se avete seguito i miei eventi, se qualcuno di voi ha partecipato, sapete che a me piace molto approfondire tutte le tematiche, approfondirle tutte e soprattutto dare molto spazio alla partecipazione attiva dei partecipanti, quindi alle domande, alla condivisione anche di quelle che sono le emozioni, le sensazioni che si sperimentano facendo una determinata visita o anche riflettendo insieme su certi concetti e su certe esperienze che si fanno. Quindi una delle mie idee è quella del viaggio un pochino più lento, un po' più approfondito, meno siti al giorno, ma fatti veramente bene. Quindi non di quei tour toccata e fuga dove in una giornata magari si vedono 5 siti, ma poi a fine giornata le persone non ricordano nemmeno dove sono state. Ecco, assolutamente tutto il contrario, quindi non è proprio questo il caso. Per cui dopo l'esperienza dell'anno scorso, che i partecipanti vi possono comunque testimoniare è stata molto intensa, ho pensato che con qualche aggiustamento ho aggiunto qualcosa, ho tolto qualcos'altro, un giorno in più sicuramente sarebbe stato ancora meglio e quindi quest'anno, nel 2021, lo sto proponendo di un'intera settimana. Cos'è questo viaggio? Se cliccate il link che c'è nella descrizione, troverete una descrizione, diciamo, un po' veloce. Oggi vorrei approfondire alcuni aspetti proprio che caratterizzano questo tour e anche rispondere alle vostre domande. Poi chiaramente chi è interessato comunque a conoscere anche tutte le informazioni di dettaglio, va nella pagina, trovate il link nella descrizione del video, compila il form e io gli invierò la brochure con tutto il programma di viaggio giorno per giorno e insomma i costi e tutto quanto. Oggi volevo approfondire con voi più altri aspetti, ovvero proprio quelli dell'approccio. Chi mi conosce meglio sa che io faccio cose diverse anche con approcci diversi. Quindi, per esempio, quando facciamo le escursioni della domenica, ne approfitto magari anche per vedere siti che sono un po' più fuori dagli itinerari turistici e quindi diciamo che ovviamente la giornata è molto focalizzata sul sito che si visita, che viene approfondito da un punto di vista archeologico, anche però approfondendo poi alcune tematiche, anche sempre in relazione a quelli che sono gli interessi di chi partecipa il giorno. Mentre in questo viaggio, essendo un'intera settimana, noi abbiamo la possibilità proprio di fare un percorso, quindi un percorso attraverso la spiritualità degli antichi, e in particolare ovviamente degli antichi sardi, dal Neolitico in poi, attraverso proprio la visita di diversi santuari antichi, non solo santuari ma soprattutto anche necropoli per esempio, quindi luoghi legati al sacro ma all'aspetto più funerario ovviamente, no? Che rientra sempre nell'ambito del sacro, anche se chiaramente, come potete immaginare, ha una sua sfera a parte. Eh, ecco, quindi praticamente questa settimana è un percorso in cui noi affrontiamo delle tematiche che vengono approfondite giorno per giorno, quindi tutto ciò che facciamo viene collegato attraverso i giorni. Non solo viene collegato attraverso i giorni, ma praticamente i partecipanti vengono accompagnati in questo viaggio di scoperta e di approfondimento graduale, anche con un approccio più introspettivo, perché cosa facciamo? Utilizziamo quello che
si fa, che si scopre durante la giornata, quindi anche semplicemente le informazioni come stimolo e come ispirazione. Quindi cerchiamo di, ovviamente tramite metodi rigorosi, quindi testimonianze archeologiche, letterarie, con un approccio anche antropologico, potremmo dire, e attenzione a quello che è l'analisi dei simboli, l'interpretazione dei simboli, la storia delle religioni comparate, quindi anche considerare questi simboli e questi archetipi che vengono espressi dai santuari in un'ottica diciamo più espansa, quindi cioè collocare la Sardegna in quello che era il contesto dell'epoca, ma anche tutto ciò che ha preceduto certe manifestazioni culturali, artistiche, religiose e tutto ciò che ne è seguito, ok? Quindi riallacciare tutti questi fili un po' con l'intento di capire qual è il rapporto di noi moderni con gli antichi, cos'è che abbiamo ereditato di quei tempi remoti, cos'è che invece abbiamo completamente perso. Cos'è che ci potrebbe essere utile recuperare, almeno da un punto di vista, diciamo, di riflessioni nostre, personali, intime, che ci possono aiutare nel nostro cammino, no? Nella nostra vita, in un approccio alla vita più consapevole. Ecco, ci faremo tutte queste domande. Quindi ogni cosa che noi facciamo viene anche collegata con quella che è la nostra esperienza personale e con una riflessione continua che poi chiaramente ognuno fa con se stesso, ma poi nella misura in cui lo vuole a piacere di condividere con gli altri, lo condivide anche con gli altri e questo chiaramente è un ulteriore arricchimento, un'ulteriore crescita. Ora, non so se chi non mi conosce, insomma, ha più o meno capito qual è l'approccio del viaggio. Io non capisco perché non riesco a vedere i commenti e quindi li guardo dall'altro PC per vedere. Allora, vediamo un pochino, non li vedo. Perché non me li fa vedere? Perché prima ho visto che c'erano dei commenti, ma adesso non so perché non li vedo più, quindi aspettate un secondo che vedo se li posso riuscire a recuperare nella pagina normale. Allora, no. Va bene, ce la posso fare ragazzi. Voi nel frattempo, insomma, se avete domande comunque fatele. Guardo un attimino veloce anche Instagram. Io non ho visto nulla. Eccoci qua. Datemi un attimo. Sono qua, niente, non me lo fa, perché non me lo fa più vedere, mo? Ah. Scusate, ma mi è andata proprio via la pagina dell'evento. No, niente, non mi compaiono. Ecco, forse ce la faccio. Eccoci qua. Vabbè, siccome non riesco a vedere i commenti ancora, nel frattempo continuo, eccoci, sul libro, ma non partiva, ok, eccoci. Bene, vedo che ci sono anche i partecipanti dell'anno scorso collegati e sono molto, molto felice di vedervi qua. Vincenzo, purtroppo a maggio non posso io perché ho un altro lavoro, mi sarebbe piaciuto, ma se la gente non può venire a maggio
è un po' difficile e quindi nel frattempo mi sono organizzata diversamente, ho accettato un altro lavoro che mi terrà impegnata anche a giugno, quindi spero di liberarmi per fine giugno per far partire il primo gruppo, ma lo saprò fra un pochino, diciamo, se questa prospettiva è realistica. Io intanto, diciamo, la mia idea è quella innanzitutto di parlarne un po' meglio con voi, farvi informarvi sul tipo di viaggio, su quelli che sono proprio le sue particolarità e rispondere alle vostre domande. Chi è interessato gli mando l'itinerario di viaggio con le informazioni di dettaglio e chi mi conferma questo interesse io lo metto in lista. Poi nel momento in cui saremo sicuri se si può viaggiare a fine giugno, se si può viaggiare a luglio, quali sono le condizioni e tutto, allora riprendo la lista delle persone che mi hanno detto che vogliono venire e gli chiedo una conferma, ovviamente con acconto e con i dati e poi tutto quanto, ok? Quindi diciamo che ora sto facendo una sorta di preiscrizione, nel senso che uno legge i dettagli, legge i costi, dice ok, Ilaria voglio venire, io lo segno, poi tra 20 giorni, fra un mese, quello che è, quando potremo essere un po' più sicuri, perché ormai di sicuro non c'è niente, un po' più sicuri che ne vale la pena insomma, di metterci a lavorare per farlo, chi vuole venire di farsi il biglietto aereo e tutto quanto, allora ok, chiederò poi la conferma. Quindi diciamo che in questa fase non è un problema se ho più persone rispetto alle 13, diciamo, che prenderò per il viaggio. Non è un problema se per esempio adesso mi dicono, non lo so, 30 persone mi dicono che vogliono venire al viaggio di luglio, non è un problema perché praticamente poi una volta che siamo sicuri di farlo io chiedo conferma e ovviamente i primi che confermano vengono, ok? Per chi fosse orientato più sull'autunno, io lo vorrei fare anche a settembre-ottobre, però non ho ancora fissato date perché onestamente mi sembra un po' presto e dato che l'anno scorso ho passato tutto l'anno a creare gruppi, annullare viaggi, restituire acconti, sinceramente tutto il tempo che poi chiaramente è lavoro sprecato, quindi voglio andarci un pochino più coi piedi di piombo quest'anno. Penso che queste date siano abbastanza realistiche, ecco, quindi per questo le ho fissate, poi per settembre-ottobre si vedrà, magari verso metà fine maggio inizio a fissare anche a settembre, ok? Quindi più o meno questa è l'idea. Allora, qualcuno mi chiedeva in che regione della Sardegna mi trovo. Allora, in questo momento mi trovo a Cagliari, però il viaggio è un viaggio che percorre, diciamo, non proprio tutta la Sardegna, una buona, diciamo, dal nord al centro Sardegna ci fermiamo, in questo itinerario non ci sarà il sud Sardegna e praticamente ci spostiamo, ovviamente è un itinerario, quindi in una settimana dormiamo in quattro posti differenti, quindi facciamo le prime 2 notti, poi altre 2 notti e le ultime due in due diversi agriturismi, alberghi, eccetera. Quindi ci spostiamo e questo perché chiaramente l'itinerario è studiato per minimizzare al massimo, diciamo, le ore di viaggio e poter quindi godere di più i siti. Quindi non si fa avanti e indietro facendo 2 o 3 ore di pullman, ma si fa, diciamo, lo studiato per esserci massimo un'ora e mezza alla volta, ok? A parte il primo giorno che si sale e l'ultimo giorno che si rientra. Quindi diciamo che è pensato in questo modo. Come scelta dei siti, ce ne sono molto famosi e per niente famosi, quindi diciamo che è un mix, chi è già venuto lo sa, è un mix fatto per avere la possibilità di approfondire gli argomenti più importanti, vedendo quelli che sono anche
i siti più, diciamo, significativi per un determinato tema, ma allo stesso tempo di mostrare che ci sono anche tanti altri siti che magari non sono per niente famosi e sono completamente fuori dai circuiti turistici, nonostante magari ovviamente gli appassionati li conoscono, magari i sardi li conoscono di più, però diciamo siti totalmente fuori dai circuiti turistici. Ecco, e quindi è un mix tra posti più conosciuti e posti meno conosciuti, perché ovviamente nei posti meno conosciuti c'è anche la possibilità, oltre di vedere l'interesse specifico e la bellezza del sito in sé, anche la possibilità di assaporare quella pace, quella calma, quel silenzio che magari in un sito più famoso che dove in estate si presume di trovare sempre tanta gente, invece magari tantissima no, lo sappiamo che nei siti archeologici della Sardegna, a parte certi giorni particolari, se togliamo Barumini e pochi altri siti, è difficile trovare veramente tanta gente, anche in piena estate, però diciamo che chiaramente nei siti più famosi c'è più gente, questo è una banalità. Mentre andremo anche in siti dove sicuramente o quasi sicuramente non troveremo nessuno e quindi avremo anche la possibilità di goderceli un po' tutti per noi e soprattutto di sperimentare anche una dimensione più di pace, di silenzio e quindi anche fare delle esperienze più contemplative, potremmo dire. Infatti un'altra particolarità di questo viaggio è proprio lo spazio all'aspetto che tanti anni fa, insomma quasi 5 anni fa, quando ho creato Serenia Sacra, avevo definito esperienziale. Oggi non mi piace più usare questa parola perché la usa chiunque, anche se fa la cosa più banale del mondo, ormai è diventata esperienziale. Quindi cosa io volevo intendere, insomma, all'epoca con questo termine? Volevo intendere un approccio che, come vi dicevo anche un po' all'inizio, privilegia più l'esperienza diretta della persona e soprattutto con uno sguardo alla propria interiorità. Quindi per facilitare questo processo, soprattutto per le persone che non sono particolarmente abituate a farlo, cosa faccio? Diciamo faccio un po' da facilitatrice, quindi magari do degli spunti di riflessione, a volte posso anche guidare delle pratiche molto semplici, per esempio la pratica sul respiro o una meditazione, una camminata consapevole, meditazione camminata o camminata consapevole, diciamo più o meno sono, sono sinonimi. Quindi portare l'attenzione, ecco, vi guiderò a portare l'attenzione dentro e a osservare cosa c'è, quindi a osservare quelli che sono i pensieri, quelle che sono le emozioni, quello che può nascere anche nella nostra mente dopo magari aver ricevuto determinati input dalle informazioni che vi ho dato relativamente al sito, relativamente a quello che si faceva in quel sito o al significato del sito stesso, ok? Quindi insomma faremo anche questo, ma diciamo in modo abbastanza spontaneo. Quindi mi baso molto su quello che è, diciamo, il clima del momento. Il clima, intendo il clima tra le persone, quindi cosa c'è voglia di fare in quel momento, perché magari anche nello stesso posto, non lo so, se ci arrivi stanco, magari hai voglia di fermarti, se invece ci arrivi in un altro momento in cui l'energia è più alta, magari hai voglia più di parlare, di confrontarti, quindi proprio anche in base all'osservazione di quelle che sono le esigenze proprio dei partecipanti si possono proporre diverse cose da fare insieme o magari anche lasciare degli spazi individuali in cui ognuno in quel momento si dedica del tempo per sé, quindi magari che ne so, se a qualcuno piace fare foto e non ha nessuna voglia di meditare o di farsi due passi per conto proprio, si farà le foto e un altro farà un'altra cosa. Quindi diciamo che tutto questo, se lo si vede anche insieme, è molto spontaneo ed è bello anche che nascono anche delle belle condivisioni proprio in modo spontaneo.
Ecco, quindi diciamo che questi sono un po' i punti salienti, diciamo dal punto di vista più generale. Leggo se c'è, leggo se c'è qualche domanda, leggo se c'è qualche domanda, un attimino. Ok, Barbara mi dice, noi aspettiamo il secondo viaggio per ritrovare quel magico clima. Sì, ragazzi, come vi ho scritto anche nella chat stamattina, ci sentiamo e farò una proposta anche per voi per la seconda puntata, quindi con siti e percorsi differenti da quelli che abbiamo visto l'anno scorso. Sì, infatti, Rosy, l'anno scorso è stata veramente una prova di forza perché ci avevamo dai 40 gradi in su praticamente e non vi nascondo che portare un gruppo a fare delle cose anche impegnative in quelle condizioni critiche non è semplice perché ero veramente preoccupata, ora lo posso dire, che qualcuno si potesse sentire male perché non sarebbe stato bello. Invece sono stati veramente eroici e quindi alla fine siamo riusciti a fare tutto nonostante certi giorni fosse veramente quasi irrespirabile l'aria da quanto era calda. L'unico nostro rifugio era all'interno dei nuraghi dove c'era una temperatura molto più vivibile, ma poi uscendo fuori lo sbalzo termico era veramente enorme. Allora, Lucia mi chiede limiti di età per partecipare. Allora, non c'è nessun limite di età. Vi spiego meglio quello che può essere l'impegno anche da un punto di vista fisico. Diciamo che questo viaggio è abbastanza impegnativo, intenso, però è pensato per tutti. Quindi non ci sono trekking particolarmente lunghi o diciamo inaccessibili. C'è qualche percorso, magari della durata di una ventina di minuti, ok? Magari 20 minuti ad arrivare, 20 minuti a ritornare indietro con qualche salita, però siamo in estate, c'è abbastanza caldo, però diciamo che sono percorsi accessibili a tutti, ovviamente a chi non ha particolari problemi, ok? Per dire un disabile con la carrozzina, sicuramente qualcosa riuscirebbe a vedere, ma non tutto, perché purtroppo alcuni siti non hanno l'accessibilità in questo senso. Però diciamo che per delle persone che non hanno particolari problemi motori, anche se non sono particolarmente atletiche o allenate, riescono tranquillamente a fare tutto. A questo aggiungo che il gruppo è piccolo, come vi ho detto il limite massimo di partecipanti sarà 13 persone, quindi un gruppo piccolo, i ritmi si adattano ovviamente ai partecipanti del gruppo. Per cui io non forzo mai il ritmo, salvo in circostanze veramente eccezionali, non forzo il ritmo del gruppo. Se una persona ha bisogno in una salita di camminare piano, non la lasciamo indietro, la aspettiamo. E, questo è anche un, diciamo, discorso proprio dello spirito di gruppo che si crea in questo viaggio e che voglio, che lavoro perché si crei. Quindi anche una solidarietà e una cooperazione reciproca tra i partecipanti. Se uno in un determinato momento ha un'esigenza, si aspetta un attimo, cioè siamo in pochi e tutto questo è anche più facilitato. Quindi non ci sono limiti né diciamo alti né bassi, cioè se qualcuno volesse, non so, venire col figlio, con la figlia, magari anche con un bambino, perché no? Cioè si può fare, ragazzi, chiaramente se uno porta un bambino sa che deve anche stare dietro al bambino, cos'è quello che dico sempre quando vengono persone con bambini alle mie escursioni, a me
fa veramente piacere che portino i bambini, quindi assolutamente li incoraggio, ma è chiaro che se porti il bambino e sei da solo col bambino, in certi momenti dovrai stargli un po' dietro perché il bambino si annoierà a seguire tutte le spiegazioni, quindi magari qualcosina te la perdi, ma non ti perdi l'esperienza di fare il viaggio con tuo figlio, per esempio. Quindi in ogni caso, in ogni caso penso che ne valga la pena. Ovviamente è diverso rispetto a farlo da soli. Quindi non ci sono limiti nemmeno in quel senso, ok? Nessun limite di età, siamo inclusivi, vogliamo, diciamo che quello che mi piace fare è anche un po' smontare questi stereotipi della nostra società così competitiva, che dobbiamo sempre fare la performance anche se partecipiamo a un viaggio di gruppo. No, non stiamo facendo nessuna performance, non ci sono i più bravi, i più veloci, i più intelligenti, i più culturati, ognuno è dove è perché ognuno ha differenti esperienze di vita. Quindi anche se magari uno arriva che non ha nessuna conoscenza su quello che andremo a fare, assorbirà delle conoscenze, così come chi magari ce le ha già avrà l'occasione di approfondirle. E così dall'incontro poi anche delle diverse persone ed esperienze nascono comunque ulteriori approfondimenti e ulteriori arricchimenti. Come vi dicevo, sempre avendo un gruppo piccolo, una cosa che faccio e che mi piace fare è anche approfondire in base proprio a quelli che sono gli interessi delle persone che sono lì in quel momento, ovviamente per quello che posso fare, nel senso che se vedo che magari delle persone mi fanno più domande su certe cose o già mi dicono che hanno determinati interessi, allora io per quello che posso approfondisco di più magari quelle cose lì che proprio vengono richieste dalle persone che ci sono in quel momento insieme. Mm? Bene, ora vedo se c'è qualche altra domanda. Perché mi sa che non le ho viste tutte. Eccoci, eccoci, eccoci. No, mi sa che altre domande non ci sono, ma mi raccomando, fateme perché, ok, stramaggio, eh sì, magari. Ok, li ho visti tutti, quindi per il momento non ci sono altre domande. Cavolo, sono già le 9:05, quindi siamo già più di mezz'ora online. Lascio ancora qualche minuto se volete fare delle altre domande. Ci tenevo anche a dirvi alcune altre cose. Allora, per quanto riguarda i webinar, come forse alcuni di voi già sanno, nel mese di marzo ho fatto questo webinar sul tema dell'archeastronomia. È andato molto bene, sono contenta, insomma c'era un bel gruppo di partecipanti e quindi pensavo di riproporlo adesso diciamo, tra metà aprile e metà maggio, lo riproporrò praticamente uguale, ecco, quindi insomma, forse cambierò il titolo, però lo dico più che altro per chi magari l'ha già seguito, il corso sarà lo stesso. Perché comunque ho fatto poca promozione nei miei canali quando è stato lanciato, il corso era organizzato dall'agenzia Viaggi di Cultura con cui ho collaborato anche l'anno scorso per un lungo tour della Sardegna che abbiamo fatto tra fine agosto e inizio settembre. E quindi quest'anno ho fatto con loro questo webinar. Vi dicevo, quindi ora lo riproporrò, per cui per chi è interessato, diciamo che ripercorriamo questa storia del rapporto tra l'essere umano e il cielo e quindi cosa ha significato l'osservazione del cielo, parlando non solo di Sardegna, ma in realtà spaziamo un po' anche geograficamente e poi approfondendo con le ultime due lezioni sulla Sardegna.
Quindi, siccome anche nella newsletter l'ho annunciato varie volte, ma poi in realtà ancora per vari motivi non ho pubblicato il calendario e non ho aperto le iscrizioni, ci tenevo comunque a dirvi che l'idea non è tramontata, l'idea di farlo, quindi sicuramente lo farò. E poi vorrei i vostri feedback perché in realtà vorrei proporre anche degli altri corsi online. In particolare mi piacerebbe proporre un corso sulla Dea Madre, chiamiamola così, lo sappiamo che è tutto molto più complesso e insomma magari anche un nuovo corso più generale sulla spiritualità antica in Sardegna, anche un po' riprendendo anche gli argomenti che ho trattato anche nei webinar degli scorsi anni per chi li ha seguiti, ma con degli aggiornamenti e anche magari dei nuovi temi, quindi comunque sarà un po' diverso, non lo riproporrò identico. Quindi, insomma, se anche voi mi dite quali sono le tematiche che preferireste trattare nei corsi online, mi farebbe molto piacere, perché insomma adesso prima di iniziare i viaggi vorrei dedicare un altro po' di tempo anche ai corsi online, che comunque anche se, come sapete, per me sono sempre propedeutici all'azione sul campo, all'esperienza diretta, però diciamo che ora come ora, tra chiusure, cose varie, è anche bello farli, comunque ci si ritrova, comunque uno spazio in cui si possono fare cose diverse da quelle che si fanno sul campo, come appunto vedere delle immagini, delle planimetrie, delle cose. Quindi ecco, fatemi sapere che argomenti vi piacerebbe di più per i prossimi corsi online, ok? Bene, poi detto questo, in realtà io non ho guardato se qualcuno stava facendo qualche domanda su YouTube, ma no, su YouTube domande non ce ne sono e quindi siamo a posto. E invece su Instagram, che mi rimette tutti così, è sempre un po' difficile leggere le domande, quindi scusatemi se per caso qualcuno me lo perdo, però no, vedo che non ci sono domande. Ci sono tanti saluti, quindi anch'io vi saluto, insomma. Bene, ragazzi, io diciamo che, ecco, bene, Dea Madre. No, 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 allora i prossimi corsi li faremo in orario serale. Al mattino l'ho fatto questo corso perché me l'ha chiesto l'agenzia stessa di farlo al mattino e dato che non avevo altri impegni al mattino, l'ho fatto al mattino. Chiaramente io i webinar li ho fatti sempre in orario serale perché ovviamente la maggior parte delle persone è più facilitato a seguirle di sera, quindi saranno, diciamo, probabilmente li farò verso le 8, ecco, un orario così magari uno se lo può anche mettere o mentre prepara o non lo so, prima di cena o dopo cena, dipende da a che ora mangiate. E quindi penso che saranno insomma tra le 8 più o meno, 8 e mezza o 19:30, più o meno l'orario sarà quello, anche perché io sarò impegnata il resto della giornata fino al pomeriggio, per cui non potrò farli prima. E in ogni caso è un orario per me più comodo. Ok, allora, vediamo se c'era qualcun altro che aveva detto qualche altra cosa. Bene, ciao Pamela, sto leggendo i tuoi commenti. Bene, mi farebbe piacere anche a me conoscerti. E rispetto alle escursioni di un giorno, appena ce le fanno fare, le facciamo, eh. In realtà avevo una mezza idea di farle anche con la zona arancione, non so ancora, voglio un attimino vedere un po' meglio come si evolve la cosa,
Questa domenica non riesco, quindi in ogni caso avevo già deciso di purtroppo di rinviarla nuovamente, questa escursione di Sorgono, un pochino sfortunata, visto che la prima volta che l'avevo programmata era a dicembre, da dicembre siamo arrivati ad aprile e non riusciamo a farla neanche ad aprile, quindi adesso l'ho messa il 2 maggio e spero di, insomma, il 2 maggio di riuscire a farla. E vedremo se riusciamo a fare qualcosa il 18 e il 25 maggio, perché come forse qualcuno di voi ha letto, forse da lunedì saremo in zona rossa, quindi con la zona arancione vi dico la verità che stavo pensando di farla ugualmente con chi voleva venire, ma con la zona rossa penso proprio che sarò costretta a non fare nulla e quindi a aspettare purtroppo a maggio. Purtroppo veramente siamo tutti stanchissimi di questa situazione e speriamo che al più presto si possa risolvere o che almeno possano consentire di svolgere delle attività come le nostre all'aperto, che sappiamo benissimo che fanno bene e di sicuro non sono questo tipo di attività che creano problemi per i contagi, dato che facciamo anche piccoli gruppi, oltre a essere all'aperto, per cui veramente è assolutamente insensato vietare questo tipo di attività e spero che al più presto se ne possano rendere conto, anche se ormai vi dico la verità che sto, come penso molti di voi, anche vivendo giorno per giorno, per cui sono abbastanza pronta a tutto. Bene, allora, se non ci sono altre domande, qua boh, se non ci sono altre domande, ragazzi, io fra poco vi saluto, vi ricordo, allora, chi è interessato ad avere programma di dettaglio, quindi tutto l'itinerario giorno per giorno, i costi, i dettagli di dove si dorme, eccetera, cliccate sul link nella descrizione del video, andate alla pagina sul sito seregnasacra.it, andate alla pagina del viaggio e in fondo alla pagina c'è un form, compilate quello e io vi manderò per mail queste informazioni con un PDF. Quindi mi raccomando, quando inviate il form, se non vi arriva subito la mail, non vi preoccupate perché devo cambiarlo, però ora come ora ve lo mando ancora a mano, per cui se magari non leggo la mail per qualche ora, ci sta che ve la posso mandare anche più tardi. Per cui voi inviatelo fiduciosi che vi risponderò. E quindi dopo aver letto tutte le informazioni, eccetera, se siete sempre interessati, possiamo anche sentirci telefonicamente per ulteriori chiarimenti. Vi inserisco in questa lista e poi appena saremo sicuri di poter confermare quelle date al 100%, allora a quel punto chiederò le conferme. Quindi penso di organizzarmi in questo modo, credo che sia l'unico per riuscire a fare qualcosa. E insomma, sicuramente comunque mi piacerebbe fare anche qualche altra diretta online, oltre ai corsi veri e propri, stavo pensando di fare un format tipo domande e risposte, quindi magari di lasciare tutta la settimana di tempo per inviare le domande e poi di fare una serata in cui rispondo alle domande. Anziché, cioè lo potrei fare anche con domande fatte al momento, però almeno così so che un tot di domande anche interessanti, magari le posso anche selezionare sulla base delle domande che interessano di più e che sono più interessanti e prepararmi anche delle immagini già pronte così da farvi vedere mentre spiego, mentre vi rispondo. Quindi lo faccio per quello e anche per vedere effettivamente quali sono le cose che vi interessano di più, ok? Bene, mi sa che siamo veramente arrivati alla fine. Io veramente vi ringrazio tutti per aver seguito questa diretta. Per qualsiasi cosa scrivetemi, chiamatemi, trovate comunque i miei recapiti o scrivete alla pagina. Vi auguro una buona serata e quindi
Buona serata e buona cena se non avete ancora cenato, altrimenti insomma buonanotte. Ciao ragazzi, speriamo bene, forza e coraggio.